Fondi per la lotta contro il cancro, quest'anno però saranno acquistabili online, ce ne parla Francesca Pietrobelli che ci racconta la storia di Stefania, guardate. Questo febbraio sono andata a sciare, è una cosa incredibile, cioè sono tornata a fare esattamente tutto quello che facevo prima. Questo mi dà una grande gioia, una grande soddisfazione e poi voglia di andare avanti indubbiamente perché sto bene. Un grande risultato quello di Stefania insieme ai medici che l'hanno curata da quando, 12 anni fa, è iniziata la sua storia col tumore, dopo 2 recidive, l'ultima con metastasi, lesioni vertebrali e al fegato. Merito soprattutto dei progressi della ricerca. Solo 10 anni fa l'immunoterapia che io sto facendo non esisteva e questa ha modificato completamente la mia vita, mi ha permesso di stare bene. Le terapie cosiddette di precisione, ultimo traguardo della ricerca, hanno condotto la malattia alla regressione. Anche nell'attuale emergenza ha superato il rischio che queste venissero bloccate. Avevo molto timore di questo, in realtà con mascherina mi sono sempre presentata fino all'altro ieri ho fatto la mia immunoterapia ogni 3 settimane. Ogni giorno in Italia 145 nuove diagnosi di cancro al seno, una donna su 10. La sopravvivenza per questo tipo di tumore è salita all'87%, ma c'è ancora molto da fare. Per sostenere la ricerca quest'anno è possibile ricevere a casa la Zalea ordinandola online sul sito dell'AIRC. Andiamo in Sicilia adesso.